Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta su Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Uno spettacolo tristissimo per il Paese, così commentato ai microfoni di Telefriuli l'evoluzione della crisi di governo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte starebbe per recarsi dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per rassegnare le proprie dimissioni. Se il tema è ridiscutere ministeri e sottosegretariati per spartirsi le poltrone, ha aggiunto Federica, da noi intervistato a margine della cerimonia di posa delle pietre d'inciampo a Trieste, allora questo è un problema per il governatore. Il centrodestra resta compatto, il servizio. Oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni. L'ipotesi più probabile al momento è quella di un Conte Ter. Insomma, mi sembra che siamo veramente di fronte a un triste spettacolo per il Paese. In mezzo a una pandemia, in mezzo a una crisi economica che si percuoterà da qui ai prossimi anni in modo drammatico, l'unica possibilità di nascita del Conte Ter è la possibilità di ridiscutere i ministeri e i sottosegretari. Cioè, se il problema del Parlamento in questo momento è avere più posti per uno o per l'altro, per ministri e sottosegretari, io penso sia un problema vero per questo Paese. Salvini sta ricompattando il centrodestra, sei preoccupato magari da quello che potrebbe fare Forza Italia? No, ma il centrodestra penso che riuscirà a tenere la compattezza che ha dimostrato fino ad ora. Quindi l'intento di tutti rappresentanti del centrodestra è quello di far sì che il Parlamento sia reale rappresentante del popolo. Sì allo sci di fondo, no alle passeggiate in montagna. Il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, dopo il confronto con la regione Friuli-Venezia Giulia e sulla base delle interpretazioni delle regioni contigue e dell'orientamento verbale fornito dal Ministero dell'Interno, ha confermato la possibilità di andare in montagna solo per svolgere quelle attività sportive che non si possono praticare nel proprio comune. In pratica lo sci è ammesso, chiaramente non la discesa in quanto gli impianti sono ancora chiusi sulla base delle norme nazionali, ma non le passeggiate che si possono svolgere anche nei pressi del proprio comune. Attenzione, è possibile anche pernottare negli alberghi, a patto però che non lo si faccia per turismo, ma solo ed esclusivamente per l'attività sciistica e o quella sportiva. Semplificando ancora, le attività motorie devono necessariamente essere svolte nel comune di residenza o in quelli limitrofi fino a un massimo di 30 km se non vi sono gli impianti adeguati nella propria città. Le ciaspolate, molto di moda in questo periodo, vengono considerate come attività motoria e dunque, attenzione, non sono consentite. E un pedone è stato investito questa mattina mentre attraversa a via Faedis e via Forni di Sotto, a una cinquantina di metri dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'incidente intorno alle 7:20, poco prima dell'orario di punta. Sul posto, dopo l'allarme, la Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza che ha assistito la persona poi trasportata in ospedale. È un vero e proprio scempio, è stato scoperto nei pressi dei campi di Cussignacqua a Udine, a pochi metri dalla zona industriale. Questa mattina, dopo la segnalazione di un residente, il personale del nucleo ambientale della polizia locale ha scoperto una montagna di rifiuti edili scaricati illegalmente tra via dei Tessitori e via Adria, non lontano tra l'altro dal centro di raccolta posizionato in via Stiria. Tra rifiuti e sacchi neri c'era una discarica abusiva. Gli agenti della municipale hanno osservato in particolare scarti di pannelli isolanti, imballaggi, collante per l'edilizia, elementi di rana di roccia, diversi contenitori plastici e tubi di gomma. E cambiamo pagina, l'esenzione della cosa per il raddoppio degli spazi per gli arredi esterni dei bar e dei ristoranti di Pordenone sono stati prorogati al 31 marzo, ma il Comune ha intenzione di arrivare all'estate e di confermare anche l'esenzione della Tari. Sentiamo.
A Pordenone l'esenzione della cosa per il raddoppio degli spazi esterni per bar e ristoranti sono stati prorogati al 31 marzo 2021. Lo hanno deciso il sindaco della città sul Noncello, Alessandro Ciriani, e l'assessore alle politiche per il commercio, Emanuele Loperfido, ma la volontà del comune è di prolungarla per tutta l'estate, sempre che l'operazione risulti fattibile per le casse comunali. Le agevolazioni sugli arredi esterni di bar, ristoranti e locali della città, che prevedono la totale gratuità dell'occupazione di suolo pubblico con sedie e tavoli, sia il raddoppio degli spazi concessi rispetto al normale per consentire il distanziamento tra clienti, sono dunque stati prorogati per la seconda volta. Introdotte lo scorso maggio, queste misure sono state prolungate per il fatto che la pandemia è ancora in corso e che in estate sono state particolarmente apprezzate da clienti ed esercenti. L'intenzione, afferma Ciriani, sarebbe riconfermare anche l'esenzione della quota comunale Tari per le attività economiche, mentre la quota restante è statale e non possiamo intervenire. Pur ricorrendo ai fondi nazionali, l'operazione del 2020 è costata al comune quasi €1 milione. Per riapplicare lo sgravio, prosegue il primo cittadino, è necessario che lo Stato intervenga in modo che gli enti locali non si dissanguino. Il comune, continua Loperfido, ha fatto e sta facendo tutto ciò che può fare per essere concretamente vicino agli operatori commerciali, specie in un momento, conclude, in cui devono affrontare le difficoltà del governo sui ristori. E al via oggi il progetto della Oikos Onlus di Udine, che ha un duplice obiettivo: favorire il costruttivo confronto tra tutti gli attori nella alfabetizzazione della lingua italiana a favore dei migranti e le riorientare e sostenere il loro percorso per il reingresso nel mondo del lavoro. Sentiamo. Il webinar Parlo Ergo Lavoro nasce con l'idea di raccontare e condividere i risultati di due progetti di cui siamo partner, uno di livello nazionale, Espor, e uno regionale, che vede un partenariato enorme e molto interessante di una quindicina di soggetti del terzo settore, tra gli enti formativi, enti di accoglienza e non solo, che volevano condividere dei modelli innovativi, coprogettandoli sull'insegnamento della lingua italiana L2 per un'utenza migrante che spesso ha bisogno di strumenti targetizzati perché il lavoro diventi efficace, e quello che miriamo a fare attraverso questo seminario è pensare se si riesce a portare a sistema quello che è il risultato, la buona pratica uscita da questo progetto che stiamo sperimentando sul campo in tanti soggetti. Solo se sapremo fare sistema e rete saremo in grado di affrontare anche quello che abbiamo alle porte, che è una grande crisi di disoccupazione, e quindi in questo senso siamo molto contenti di ospitare questo evento e di offrirlo anche a un pubblico vasto. Hanno il premio nella cerimonia già rimandata nel 2020 perché la famiglia di distillatori friulani era impegnata a San Francisco in concomitanza con l'evento per ricevere un prestigioso riconoscimento. Quest'anno non si svolgerà a causa dell'emergenza sanitaria. Appuntamento rimandato dunque e già fissato comunque per sabato 29 gennaio 2022. Il prossimo 30 gennaio però la famiglia brinderà in spirito nonnino da remoto. Sui propri canali web e social proporrà alle 11:30 un videomessaggio di saluto per gli amici del premio, al quale parteciperanno i membri della giuria premiate. Oltre alla famiglia, vista l'emergenza sanitaria che impedisce incontri reali e concreti, fanno sapere i promotori dell'evento, abbiamo pensato che una componente essenziale del premio nonnino consiste proprio e anche e soprattutto nell'incontro reale tra giurati, premiati, ospiti da sempre così vivacemente appassionati di trovarsi insieme, chiacchierare, di avvicendare concretamente gli autori e personalità premiate per condividere i valori per cui è stato ed è nato il premio. Abbiamo perciò unanimemente deciso di posticipare l'evento a sabato 29 gennaio 2022 piuttosto che inevitabilmente impoverirlo nell'incontro virtuale online, sempre impari all'incontro reale e concreto. In particolare per il premio e per il suo spirito, la famiglia Nonnino ha anche fatto sapere che la giuria del premio si arricchisce di nuovi membri: Suad Amiri, scrittore e architetto palestinese, e Giorgio Agenben, filosofo e scrittore. E il comune di Campoformino celebra la giornata della memoria con Giusy Mondani e il suo ultimo libro Tutto è cambiato, persino la neve. Dialoga con l'autrice il professor Angelo Floram. L'appuntamento è per domani, qualche anticipazione?
In occasione della giornata della memoria, 27 gennaio, il comune di Campoformido ospita Giusy Mondani col suo ultimo libro dedicato al tema della Shoah. Il mio libro, che si intitola Tutto è cambiato, perfino la neve, parla appunto del tema della Shoah. In particolare racconta la storia di Irena Sendler, un'assistente sociale polacca che durante la Seconda Guerra Mondiale è riuscita a portare fuori dal ghetto di Varsavia 2500 bambini ebrei. Anche delle particolari illustrazioni. Sì, il libro è un libro illustrato, quindi non è ricco di testo ma ricco di immagini, proprio perché il mio obiettivo era quello di arrivare al cuore dei bambini, quindi poco testo, semplificato, ma con delle immagini che riescono a rendere al bambino l'idea di quello che doveva essere lo scenario appunto durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il secondo libro, anche il primo aveva sempre come tema la Shoah e trattava della storia di Liliana Segre. All'incirca ha portato via un annetto, diciamo, tra illustrazioni e scritte, anche perché anche le illustrazioni deve essere comunque un'illustrazione storica, di conseguenza gli stessi abiti portati dai personaggi devono essere di riferimento agli anni 40, quindi c'è anche tanta ricerca. E riutilizzo ecologico e intelligente degli abeti utilizzati per abbellire il centro di Codroipo durante le festività natalizie. Le piante infatti sono state messe a dimora nel parco della sede della guarnigione di Goricizza dei Lancieri di Novara. Sentiamo. Sempre attenti alle problematiche dell'ambiente, i Lancieri di Novara, storico reparto di cavalleria con sede nella guarnigione di Goricizza di Codroipo, hanno accolto la proposta dell'associazione Codroipo C'è di mettere a dimora alcuni esemplari di abete rosso all'interno della caserma Paglieri. I piccoli arbusti erano stati utilizzati nel periodo natalizio dai commercianti che hanno abbellito le vetrine dei negozi nel centro della cittadina del Medio Friuli. Chiuso il periodo delle festività, ci si è posti il problema della loro ricollocazione e sono stati messi a dimora all'interno della caserma che ospita i bianchi Lancieri. Le alberature andranno così a rinfoltire il verde nella guarnigione di Goricizza. Gli alberi contribuiranno a ossigenare l'aria, a eliminare l'anidride carbonica, ad abbattere gli agenti inquinanti e ad attenuare il rumore, oltre ad aiutare a schermare la vista del cemento. Da non sottovalutare infatti anche la loro funzione ornamentale, perché rendono più gradevole e accogliente l'area militare. Ed un'ultima ora, terminato l'incontro al Quirinale tra il Premier Conte e il Capo dello Stato Mattarella, il Presidente del Consiglio ha rassegnato le dimissioni. Maggiori informazioni durante i nostri prossimi notiziari. Vi ricordo tra poco l'appuntamento in diretta con collegamenti e contributi dal territorio. Con a voi la linea.